Il sindaco di Aragona Peppe Pendolino qui davanti alla struttura del campo sportivo in cui si stanno facendo lavori di ristrutturazione, la piscina comunale. Sindaco, siamo oggi con lei perché chiedergli cosa è successo negli ultimi giorni. C'è una grossa novità, quella della nomina dei nuovi dirigenti. Sì, la novità è la nomina dei nuovi dirigenti che parte già da circa un mese fa. Abbiamo riorganizzato tutti gli uffici, abbiamo fatto la nuova struttura, abbiamo diminuito le posizioni organizzative e ieri abbiamo chiuso tutto l'iter amministrativo burocratico con la nomina di tutti i nuovi capi settore. Dico tutti i nuovi capi settore perché a dicembre sono andati 4 capi settore in pensione e abbiamo cercato di individuare quelle persone capaci, con alto senso di responsabilità e con molta professionalità, affinché possiamo dare a questa cittadina uno sviluppo e un snellimento in tutte le pratiche burocratiche, in maniera tale da venire incontro ai cittadini e a tutta la collettività. Si sono fatti diversi lavori, ho visto delle manutenzioni sulla pubblica illuminazione, ritengo un avvicendamento molto importante che sicuramente proseguirà. Sì, si sono fatti molti lavori e se ne faranno tanti altri perché abbiamo messo mano a quello che è l'efficientamento energetico con parte di illuminazione pubblica, stiamo cambiando le lampade da lampade tradizionali a lampade a LED con un risparmio del 75% di energia. Si stanno facendo anche tanti altri lavori di sistemazione di fognature, rete idriche, ma principalmente abbiamo iniziato i lavori del rifacimento del campo sportivo, a giorno inizieranno i lavori del rifacimento della palestra comunale, del depuratore, del consolidamento del cimitero, del consolidamento a valle della scuola capuana e principalmente la cosa importante è che a breve riapriremo sia la biblioteca che la villa comunale. Abbiamo già completato i progetti, stiamo dando gli affidamenti per i lavori e entro febbraio sarà riaperta sia la piscina sia la biblioteca che la villa comunale.